Con una settimana di ritardo si apre il campionato di prima categoria Girone C. In campo il Via dell'Acciaio in maglia bianca che ospita il Ponte Decimo in maglia granata. La prima occasione del match è all'8° minuto su calcio d'angolo. Strali del Ponte Decimo dalla bandierina, punta alla porta Ghiglino, ma la palla è di poco sopra la traversa. La risposta del Via dell'Acciaio arriva 4 minuti dopo, traversone di Accari per Carlevaro che si mangia una ghiotta occasione. Al 24° ci prova con un calcio di punizione il Ponte Decimo, batte Di Santo, in area per Deodato che non trova la rete. A 5 minuti dal termine del primo tempo ci prova di nuovo il Ponte Decimo, alla conclusione va Paganucci ma non trova il gol. Si passa così a reti inviolate al secondo tempo, ripreso e montato da Mattia Ciafardo. E il secondo tempo si riapre ancora con il Ponte Decimo in avanti, Strali sulla fascia che serve alla perfezione Di Santo, ma ancora niente gol. Al 23° i padroni di casa spingono, prima ci prova Pigliacelli ma devia per Fumo. Riesce stavolta a sfruttare l'occasione il Via dell'Acciaio che attraverso piede di Leziero trova il gol dell'1-0 e sblocca il risultato. Dopo la rete il risveglio del Via dell'Acciaio, bella giocata di Accari che si porta in area e va a servire Serra che però non trova il raddoppio. Un match sostanzialmente equilibrato e senza troppe emozioni, il Via dell'Acciaio trova il gol al momento giusto e porta a casa i suoi primi 3 punti.